lungo la ciclabile del Danubio si parla di milioni di arrivi ogni anno, lungo la Valle della Loira, queste sono le grandi ciclabili, si parla di milioni di arrivi, lungo l'Elba, la Paga Dresda, si parla di centinaia di migliaia di persone, quindi Maiorca, che è invasa dai tedeschi, si parla di diciamo, migliaia e migliaia di presenze. Anche l'Irlanda da questo punto di vista? Sì, abbastanza, un po' di meno perché lì non sono aiutati dal clima. Noi abbiamo il clima, questa cosa è detta e ridetta, però è veramente quello che fa la differenza, nel senso che il periodo, allora, il turismo inizia a marzo sino a giugno, diciamo il grosso, per poi riprendere a settembre sino a novembre e spesso anche dicembre. Quindi di fatto ci si ferma soltanto gennaio e febbraio e poi diciamo, scende un pochino per ovvi motivi d'estate. Però stiamo vedendo che ci sono i cicloturisti tedeschi, siccome è un mercato molto segmentato, si fa prestare di cicloturismo, è molto segmentato. Allora, possiamo parlare, come diceva Marcello, il mio socio, possiamo parlare di fare una segmentazione di massima dicendo che esiste il mercato della bici da strada, della bici da touring e della mountain bike. Sono tre cose totalmente diverse. Allora, chi fa la bici da touring è molto interessato al territorio, al contatto proprio con la cultura, col territorio, quindi con la bici da touring passi dentro i paesi, vedi le tradizioni locali, fa la degustazione di vino, eccetera, eccetera. Chi fa mountain bike è molto interessato alla natura, all'avventura, è molto interessato, diciamo, non tanto alla prestazione sportiva ma a quella tecnica. Chi invece fa bici da strada è molto interessato alla prestazione sportiva, quindi la bicicletta per chi fa bici da strada è il fine, per chi fa bici da touring la bici è un mezzo di scoperta del territorio, per chi fa bici da strada invece è un fine. Numeri, in Sardegna, numeri concreti. Allora, il cicloturismo, la Sardegna inizia a diventare importante nel cicloturismo dal 2000, con la nascita delle prime società locali, dei primi piccoli operatori locali, che sono cresciuti tanto. Gente che ha iniziato con pochissimi numeri, facendo 10, 20, 50 clienti all'anno, adesso diciamo che una decina di queste società muovono ciascuna più o meno tra le 400 e le 1000 persone. Dove sono dislocate principalmente? La maggior parte sono qui a sud. Quindi a sud? Sì, la maggior parte sono a sud. Mi diceva 10 di queste quanti muovono? Più o meno dalle 500 alle 1000 persone, più, questa è la media. Però bisogna tenere conto di questo, che in tutto è gente che spende sul territorio, quindi sta negli hotel piccoli e muovono un sacco di indotto, muovono il trasporto bagagli, muovono il ristorante, muovono il supermercato. Quindi stiamo dicendo che ci sono nei momenti di massima almeno 5.000 persone solo per questi 10 nel sud. In tutta la Sardegna, le agenzie sono dislocate nel sud, ma tu sono in tutta la Sardegna. Queste agenzie hanno base a sud, la maggior parte hanno base a sud, si chiamano Dolce Vita Bike Tours, Schidado l'Italia, Icnusa Bike, Sardinia Cycling, Gallura Bike Point e così via. Queste sono le agenzie locali e sono quelle che, come dire, hanno dei tour già organizzati, quindi fanno i tour guidati. Questi tour vengono venduti o direttamente al cliente finale, ma nella maggior parte dei casi vengono intermediati da un tour operatore internazionale. Quindi il tour operatore internazionale compra il loro tour e lo mette dentro il proprio catalogo. E questo dà grandissima visibilità alla Sardegna. Infatti, cosa è successo? Che nel 2000 la Sardegna non era presente sui cataloghi di tour operator nazionali e internazionali. Adesso la Sardegna, tra le regioni italiane, è al quinto posto. Noi abbiamo fatto, con Marcello abbiamo fatto una piccolissima ricerca, abbiamo preso un centinaio di tour operator, okay? Un'ottantina di tour operator, abbiamo esaminato la presenza per ogni catalogo delle regioni italiane come numero di tour, come partenze, e abbiamo visto che nel 2010
l'anno scorso la Sardegna era al quinto posto tra le regioni italiane. Che ottimo. Che ottimo. La seconda, o meglio quinta, solo a? Diciamo che il Trentino dovrebbe essere il Trentino, adesso non mi ricordo bene i dati, quindi le fesserie, però i più forti comunque sono Trentino, Toscana. Trentino, Toscana, è forte anche il Veneto, stranamente, però hanno i ciclabili, quindi e lì c'è un'agenzia, c'è Zeppelin, che è la società italiana più grossa in questo mercato. Ecco, per dare un numero, Zeppelin, che è una società, Zeppelin.it, specializzata nel cicloturismo, Zeppelin adesso muove 13.000 persone all'anno e sono numeri importanti, italiani all'estero, ok? Allora, cosa succede? Oltre a questi 5.000 che sono mossi più o meno delle società, da queste piccole società, per la maggior parte sono stranieri? Sì, sono 60% stranieri, 60-70% stranieri e 30% italiani. I mercati generanti sono quello tedesco, quello di lingua tedesca, e quello inglese, e poi stiamo diventando abbastanza famosi anche in America, grazie a un paio di tour operator piccolini specializzati che fanno tour di molta classe. Una cosa importante riguarda i numeri: oltre ai 5.000 che vengono col viaggio organizzato, ci sono quelli che vengono individuali, che organizzano la vacanza totalmente per conto loro, che sono quelli che fanno riferimento agli strumenti che ha creato la regione Sardegna, tipo guida del cicloturismo, esattamente, tipo le tracce GPS che ormai sono disponibili. E cos'è questa cosa delle tracce GPS? Allora, il GPS è un navigatore, è come un TomTom, no? Però quando io vado con la mia bicicletta, io posso rilevare la strada, prendere la traccia, esattamente dove sono passato, quanti metri di dislivello ho fatto, eccetera. Se voglio la posso rendere pubblica. La rendo pubblica e la metto su internet, nel sito della regione. In tanti siti, sono tanti siti. Uno dei più famosi è mtbforum.it, c'è un sito molto bello che si chiama GPS Sardegna o Sardegna GPS dove è possibile scaricare tracce. Tutto questo materiale, anche se richiede un pochino di competenze tecniche per essere utilizzato, serve a promuovere la destinazione. Perché? Perché quelli che vengono in maniera indipendente sono quelli che poi però fanno pubblicità, fanno parlare della destinazione e, come dire, sono un po' lo specchietto che permette che arrivino quelli guidati. Infatti, abbiamo detto prima, 5.000 persone più o meno guidate, però ci sono, noi stimiamo così, circa altre 20.000 persone che si muovono per conto proprio. E poi ci sono... Ottimo. Ovviamente stime 2010 anche queste? Sì, queste sono stime che si muovono per conto proprio. Oltre alle società locali, poi ci sono delle società estere che stanno facendo base in Sardegna, tipo per esempio BCCH, che è uno svizzero, Etzinger e così via. Sono dei grandi tour operator specializzati sulla bicicletta da strada, solitamente di lingua tedesca, che hanno scelto, fanno base in degli hotel, solitamente 3 stelle, 4 stelle, sempre in quei periodi lì, e muovono ogni settimana, diciamo, dalle 50 alle 150 a 200 persone che vengono qui proprio per fare bici da strada, per fare chilometri. Quanto sono all'anno? Perché abbiamo detto più o meno 25.000 in tutto. Quindi abbiamo, chiedo conferma dei dati, 5.000 nei viaggi organizzati. Sì. Più o meno massimale, insomma. Anche qualcosa di più sicuramente. Bene o male si distribuiscono, per cui bene o male siamo sempre a 5.000, sì. 20.000 individuali e 25.000 che vengono invece a quei tour operator. Esattamente, quei tour operator stranieri. Questi sono fondamentalmente tedeschi. Fondamentalmente tedeschi. Però come dire, la crescita è quello che stiamo vedendo adesso, che la crescita sta diventando esponenziale. Perché? Qui siamo già a 50.000, No, io 25.000 in tutto, scusa. Non dico 25.000 più gli altri. No, questi 25.000 sono quelli che vengono per conto proprio, cioè quelli che intendo individuali, quindi sono 5.000 più 20 o 25.000. Abbiamo più o meno 25.000. Questi del tour operator li hanno inseriti negli individuali? Io ho fatto un errore. Okay. Ci sono questi tour operator che muovono abbastanza gente. Okay. Quindi diciamo che forse altre 10.000 persone le muovono questi tour operator. E poi altri 10.000 diciamo che vengono per conto proprio. Quindi in tutto abbiamo 25.000 persone, 5.000 delle agenzie locali, strettamente delle agenzie locali. Okay. Questa è una stima abbastanza plausibile. Però giusto per capire, perché poi è importante anche nella promozione della destinazione il tour operator o individuale. Per gli individuali
sono 10.000 e 15.000 per tour operator, o sì, così, il contrario? Così, no. Quindi comunque la maggior parte dei no, facciamo, facciamo, male che sia, sono 15.000 stimati dai tour operator. No, facciamo il contrario, facciamo 15.000 individuali e 10.000 tour operator. Ecco, sì. 10.000. Individuali. Questa è una stima plausibilissima. Ok. Non è una stima levata statisticamente, sono numeri presi. Stima degli esperti vostri che parlate con gli operatori. Tipo Sandro che era qui adesso, tipo Simone, tipo questa gente qui, che noi abbiamo inviato i diritti, loro ci dicono, noi sappiamo quante persone fanno e quindi moltiplichiamo. E non c'è nessuna validità scientifica, sì. E questo lo voglio sottolineare, però la stima è questo è importante perché comunque è una stima che sta arrivando da voi, poi sarà eventualmente la regione a dover... Sarebbe molto bello riuscire a fare una ricerca. Quando ho parlato della quinta regione sui cataloghi lì ho parlato con dati precisi per una ricerca che abbiamo fatto noi, ci siamo messi lì a sfogliare questi 80 cataloghi e a contare quanti tour fanno, quindi questo è un dato precisissimo. Detto questo, questi non sono numeri ovviamente che possono, diciamo, rivoluzionare la Sardegna, ma è la potenzialità, quella la cosa interessante. Perché? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che nel mercato europeo ci sono destinazioni che ormai sono inflazionate. Per esempio a Fuerteventura, dove c'è un sacco di vento e la gente ha iniziato ad andare per il surf, soprattutto i tedeschi, adesso già da un po' d'anni vanno tantissimo per la bicicletta, però o Maiorca è la destinazione più famosa. Però per i cicloturisti tedeschi con bici da strada, però sono ormai inflazionate, sono troppo piene di ciclisti e la gente ormai ci è andata 2 o 3 volte, quindi hanno bisogno di trovare nuove destinazioni e basterebbe un pochino di promozione adeguata, basterebbe veramente un pochino di promozione adeguata per attrarre subito numeri molto importanti. La Toscana fa 200.000 cicloturisti all'anno, questa è una stima. 200.000 cicloturisti all'anno, arrivi, non presenze, 200.000 cicloturisti all'anno. Ed è, come dire, noi potremmo essere in grado, con una promozione adeguata, investendo poche centinaia di migliaia di euro, possiamo tranquillamente dire che con gli strumenti giusti, con una promozione adeguata nei canali giusti, la Sardegna potrebbe tranquillamente arrivare in 2 anni a 100.000 arrivi all'anno, 100.000 arrivi all'anno. Sono sempre arrivi di qualità perché è gente che viene fuori stagione e che spende nel territorio.